Buonasera a tutti. Oggi ci occupiamo di un aspetto del viaggio che a me è particolarmente caro e probabilmente lo è anche a molti altri. Parliamo dell'aspetto più poetico del viaggiare, dello scoprire di altre cose. Diciamo che vorrei fare anche una premessa in questa cosa e in questa premessa che faccio c'è anche un pizzico di invidia perché l'amico con cui oggi andremo a parlare, un amico di Palermo, quindi un amico siciliano esattamente come me, ha una dote che è una capacità che non è un qualcosa di molto comune e quindi io lo invidio perché lui ha questa grandissima capacità di saper raccontare le cose in un modo che a me, come dire così, ripeto, continuo ad invidiarlo perché non è una capacità che hanno tutti quanti. Quindi io adesso sono con Antonino Schiera, le presentazioni Antonino le puoi fare anche tu e quindi io come ribadisco ancora una volta che tu hai questa capacità di trasmettere su carta e di narrare quelle che sono poi le emozioni di un viaggio. Il viaggio non solamente diciamo così alla scoperta dei posti ma anche tutto quello che avviene da quando parti a quando arrivi in questo viaggio. Quindi scoprire quello che è il viaggio in sé, anche quello che si fa attraverso un finestrino, attraverso quei primi passi che sono nell'entrare in una stazione, salire nella carrozza, anche quegli odori che a volte sono anche, come dire così, non comuni ad altri, ma a chi è appassionato, diciamo così, di trasporto ferroviario, quindi hanno un suo perché, hanno un suo ricordo. Profumi anche dei luoghi che attraversa il treno. E i due luoghi sono quelli là, che sono anche cari a tantissimi altri, ovvero i luoghi che hanno a che fare con la provincia di Palermo, con la provincia tirrenica siciliana. Io adesso lascio la parola a te perché potrei dire tante cose, a volte dico anche un po' di cose come un po' sbagliate, però insomma credo che tu meglio di chiunque altro puoi raccontare anche un po' quello che è la tua esperienza e mi piacerebbe, e mi piace che questa sera questa tua esperienza la condividi nella piattaforma di Ferrovie Siciliane e quindi ad una piattaforma che di solito è, come dire, è attenta a fattori storici e tecnici, però la poesia, la letteratura, tutto quello che è la cultura che viene vista anche sotto un altro aspetto, credo che sia un binomio che si sposa perfettamente, perché tutti siamo viaggiatori e tutti in quel momento in cui ci sediamo in una carrozza ferroviaria, come dire, ci si apre uno scenario che continua a scorrere attraverso il finestrino che abbiamo alla nostra destra o alla nostra sinistra. A te la parola, Nino. Innanzitutto ciao a tutti e grazie a tutti i presenti. Ritengo che sia un felice incontro quello nostro con Giovanni e per chi non lo conoscesse, lui è il presidente di un'associazione che si occupa di ferrovia con il piglio di migliorare quello che è il trasporto ferroviario e di essere anche punzecchiare in qualche modo chi si occupa diciamo della gestione delle ferrovie. Dicevo, un incontro felice perché per chi mi conosce sa che io amo particolarmente viaggiare in treno e tutto ciò che attiene il mondo delle ferrovie, perché ritengo che sia lo sviluppo di una rete ferroviaria per un paese uno degli indici di civiltà, perché il treno comunque è ecologico, il treno è un sistema di comunicazione e trasporto moderno e permette alle persone di relazionarsi e chiaramente anche di fare delle conoscenze. Anche, anche la nostra conoscenza che è nata anche un po' così attraverso questo strumento. Sì, è nato tramite questo. Mi piace sempre citare una bellissima canzone di Andrea Passanti su testo di un poeta Brassens. A un certo punto lui dice le passanti l'incontro che si può avere nel treno, anche la conoscenza, la comunicazione. Oggi chiaramente non si vuole dare chiaramente meno spazio agli altri mezzi di trasporto, l'aereo, l'automobile, la nave, però il treno ha un fascino particolare. E visto che si parla di poesia, io inizierei subito, se sei d'accordo, con la lettura di una mia poesia che è all'interno della mia ultima raccolta di poesie, Meditare e Sentire, edito dal Convivio Editore. E inizierei così, in modo che diamo subito spazio alla poesia e poi chiaramente tratteremo in questa mezz'ora anche altri temi
legati al trasporto ferroviario. La poesia si intitola casualmente, non casualmente naturalmente, un ossimoro, Treno. Tra l'altro, dato che diciamo, Giovanni, tu sei, diciamo, insisti prevalentemente nel messinese, in questa poesia si descrivono delle atmosfere relative a quella zona. Tutta la Sicilia è meravigliosa, ma come dicevi tu, la costa tirrenica ha qualcosa di particolare. Treno. Tra filari di arbusti e alberi rugosi, protesi verso la luce, il treno rotola sui binari ondeggianti e rettilinei. Armonioso e ritmo battere di ferro contro ferro, modulare continuo di suoni in galleria. Un campo arato e un germogliare di pietre sul greto asciutto sotto il ponte, che si inchina all'alveo docile e riverente. L'ingrossare di cunei che degradano verso il mare, ombra che si fa buio nell'odorosa notte che l'anima assopisce. Il risveglio avviene dopo dove non ti aspetti, perso tra i fantasmi dell'oscurità, violentata da un fanale solitario. Poi l'alba che tutto rischiara. Questa è una poesia che dedico a tutti gli ascoltatori e a te, Giovanni, per questa bella iniziativa. Volevo anche dire chiaramente che nella mia produzione, appunto, il treno è spesso presente nelle poesie, ma è presente anche in alcuni brevi racconti che ho pubblicato nel mio blog, che vi invito a visitare, antoninoscheda.blog. Lo facciamo vedere, che dici, Antonino? Lo facciamo Sì, vedere? sì, sì, sì. Ed è questo, sì. Potrete leggere lì un breve racconto che si intitola Cefalù, arancine a Castel di Tusa, pesce fresco, moderno emigrante, che è molto particolare, autobiografico, quasi tutti i miei racconti sono autobiografici, e La valigia gialla, che è il primo mio breve romanzo che uscirà il prossimo anno. Antonino, scusami, puoi ripetere il link del tuo sito, per favore? antoninoschiera.blog. Perfetto. E chi ti volesse invece seguire sui social, su Facebook, ad esempio? Ma io sono chiaramente su Facebook principalmente, poi anche gli altri, però prevalentemente utilizzo questo canale per poter, diciamo, veicolare ciò che io scrivo. Tra l'altro saluto Lucilla Radovini che ci saluta qui, ma anche Adriana Cannao e tutti gli amici presenti. Ecco, volevo anche fare un discorso un po' relativo diciamo, al contatto tra il treno e chi scrive. Noi sappiamo che le ferrovie si sono, diciamo, insediate, hanno cominciato a vedere la luce a fine del Novecento. Giuseppe Carducci, in una sua poesia, intitolata L'inno a Satana ne parla. Il titolo non è casuale perché quando, come tutte le innovazioni, il treno fu visto come qualcosa quasi di diabolico. Cioè voi immaginate, oggi abbiamo gli elettrotreni, ma immaginate diciamo il treno che veniva condotto dalle locomotive che erano a vapore. Immaginate lo sbuffo che facevano e veniva visto come qualcosa di veramente molto quasi pericoloso, sembrava che non potesse avere un seguito, invece abbiamo visto invece che ha avuto un grande seguito. Ne parlano anche i futuristi, lo stesso Giovanni Pascoli, il Belli nelle loro poesie. Chiaramente la nascita del treno non passò inosservato. Ma mi piacerebbe andare con te, Giovanni, ai giorni nostri, insomma, su quello che può essere lo sviluppo della ferrovia in Sicilia dal tuo punto di vista. Beh, lo sviluppo intanto passa anche attraverso le emozioni di quelle persone, Antonino, come te, che riescono, come dire così, a emozionare anche dopo il viaggio. E di questo, come dire così, è un passaggio importante. Sullo sviluppo delle ferrovie, io credo che negli ultimi anni, proprio parlando proprio di tecnica ferroviaria e di politica, si
si sia dato insomma, come dire, un input molto positivo. Testimonianza di questo, per esempio, sono recentemente l'arrivo dei nuovi treni pop o poco prima l'arrivo dei nuovi treni jazz. Per esempio dalle due parti, nella zona diciamo, del Palermitano, dell'Interland palermitano, ecco, questi treni sono molto presenti, sia sul passante che anche diciamo così, per i collegamenti verso Cefalù, zona a te molto cara, ma anche per me vale di più, o ancora meglio nella zona diciamo così, verso Termini Imerese o verso anche Messina. Quindi come dire, c'è un'attenzione dalla parte della politica che non è un'attenzione come dire così che si era visto negli ultimi anni. Qualcosa di positivo si era visto ecco, tra il 2004 e il 2006. Ecco, però come dire, è importante che ci sia questa attenzione perché, come dico io, le infrastrutture sono economia, sono cultura ed è anche come dire, qualcosa che arricchisce i territori, arricchisce le persone. E quindi come dire, se non ci fossero stasera non parleremo di questo aspetto che ha a che fare con la ferrovia, quindi che è quell'aspetto un po' più poetico del racconto, del saper raccontare queste cose qui. Quindi come dire, siamo sulla strada giusta, si deve fare ancora molto, ma siamo sulla strada giusta. Sì, io dai commenti leggo che sentono poco, quindi non so, forse dobbiamo parlare più forte o comunque chi non sente bene provi a, Adesso mi a avvicino, regolare. magari tengo un tono di voce un po' più alto. Ecco. Ecco, tra l'altro mi piaceva mettere in evidenza un fatto che, diciamo, di cui siamo tutti a conoscenza, che appunto la filmografia si è molto dedicata al trasporto ferroviario. Volevo citare alcuni dei film più famosi, per esempio Agatha Christie con Assassinio sull'Oriente Express, con il suo meraviglioso personaggio Hercule Poirot, che deve scoprire chi è che ha perpetrato questo crimine, ma anche alla scoperta del binario nascosto, Harry Potter e la pietra filosofale, un treno recente, scusate, un film recente, La ragazza del treno, nel 2016, alla ricerca della spiritualità, il treno per il Dario Geling. E poi c'è un titolo che, visto che oggi si parla molto di pandemia, di Covid, che è Cassandra Crossing. Per chi non l'ha visto, questo film che ha come tra i protagonisti Sofia Loren, c'è qualcosa di simile perché in poche parole avviene una contaminazione di un stile One, tipo stile laboratorio One. Uno dei contaminati praticamente entra su un treno e gli succede una tragedia perché vengono tutti presi da questa malattia e poi c'è il finale, quindi c'è questo film Cassandra Crossing che è un po' diciamo drammatico, però rappresenta tra la Svizzera sì, e sì, esatto, sì. Sì, diciamo, quindi la filmografia si è molto occupata delle ferrovie e dei treni. E io passerei alla lettura di un'altra poesia. perché poi c'ho una domanda che ti devo fare proprio sui film, Antonino. Sì, sperando di poter rispondere perché qui stiamo facendo tutto. Ecco, allora, questa è una poesia tratta da Frammenti di colore, che è la mia seconda raccolta di poesie, aspettate se riesco a farlo vedere, si intitola Fischio di un treno. C'è anche un po' il tema della vacanza. In questo giorno, che non so definire se di addio o di arrivederci, ho scovato negli anfratti dei miei sentimenti, delle mie sensazioni, due stati contrastanti, idiosincratici, tristezza e gioia. La tristezza di lasciare questo posto meraviglioso con le sue persone, con i suoi paesaggi, con i suoi improvvisi slanci di affetto e di passione. La gioia di ritornare nei miei luoghi nativi, pervasi dai ricordi, ma anche dai desideri e dalle mete da raggiungere. L'accelerazione graduale di un treno carico di umanità festante mi allontana da questo luogo e mi riavvicina al mio. Il fluire della vita è ben rappresentato dallo sferagliare continuo di questo convoglio che attraversa le diverse umanità. Occhi e voci di passanti che si intravedono solo per un attimo,
altri che invece torneranno laddove il sottile filo dell'amicizia non si spezza. La magia della vita e dell'umana esistenza che si perpetua, che si rinnova attraverso i racconti, attraverso gli sguardi di chi viaggiando sa di ritrovare se stesso, di chi sta in attesa in una stazione dell'ultimo clamore di un possente fischio di un treno estivo. Spero vi sia piaciuta. La domanda è, sul tema del viaggio è se quando noi partiamo in realtà ritroviamo noi stessi oppure in qualche modo lasciamo noi stessi da dove siamo partiti per analizzarci, per conoscerci. A me piace dire che il viaggio in generale, ma in questo caso il viaggio in treno, rappresenta la possibilità di vedere il mondo con gli occhi dell'altro. Questo lo possiamo fare comunque anche stando a casa quando incontriamo una persona che non è dei nostri luoghi, però quando siamo noi a raggiungere luoghi nuovi questo aspetto si potenzia e quindi il bello di vedere il mondo con gli occhi dell'altro. Esattamente. Dell'altro che deve avere sempre quella famosa capacità, ti dicevo all'inizio, di saper raccontare queste cose. E quindi anche di riuscire a vedere qualcosa, qualche sfumatura che molti altri. Ma vedi, io penso che vedi, eventi come questo, tra l'altro devo ringraziare pubblicamente la giornalista Marianna La Barbera, che ha dedicato un articolo su Palermo Live, un bellissimo articolo. Eventi come questi, ma anche tu, nel momento in cui ci racconti le ferrovie dal punto di vista tecnico, servono a migliorarci, a crescere. Chi parla di poesia, io penso che in qualche modo possa invogliare gli altri ad entrare in un sentimento poetico. E mi piace sempre nominare Dostoevsky, che al principe di Miskin fece dire la bellezza salverà il mondo. È una delle arti più nobili è appunto la poesia, comunque la conoscenza. Il mio aforisma recita questo: a me quando parlo con una persona non interessa il grado di conoscenza, perché quello non si può mai colmare completamente. Interessa la voglia, il desiderio di conoscere, di esplorare e di imparare. Ecco, questo secondo me dobbiamo fare oggi in un momento difficile, tutti con la speranza che presto possiamo vederci, uso l'inglesismo, sarò criticato, face to face, quanto è bello poterci incontrare di presenza. E soprattutto poter tornare a viaggiare liberamente, senza nessun tipo di impedimento. Ecco, sì, sì, sì. Tra le persone La, che ci stanno seguendo c'è Adriana Cannavo, che tu poco fa hai anche citato, e lei è una di quelle persone, come dire, con molti aspetti che tu hai appena citato e usa esattamente quella frase che tu hai appena detto diciamo, di questo famoso autore. E ci sarà modo anche poi di fartela conoscere, Adriana, perché lei si occupa di valorizzazione, diciamo, di far scoprire tanti aspetti che sono, come dire così, un po' anche nascosti, aspetti culturali, di far scoprire i territori. Lei lavora principalmente su Instagram, ma ci sarà modo anche di fartela conoscere, anche perché ha molte cose in comune con quelli che sono i tuoi interessi. Io, Antonino, devo farti una domanda che non è importante, ma per me ha un passaggio importante e probabilmente lo è anche per te. E se ti dico Lascari, la stazione di Lascari, cosa mi puoi dire? Ma sì, la domanda non è casuale perché tu sai che nel passato ho lavorato in quelle zone, da quelle parti, e lì c'è una ferita che purtroppo non si potrà più rimarginare in quanto è stata abbattuta la vecchia stazione dove è stata girata una scena, correggimi se sbaglio, di Nuovo Cinema Paradiso. Sì, 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 ma non ti Era preoccupare, quello, quello se sì, sì, sì. sbagliamo non fa niente, alla fine siamo qui per divertirci. Dico, no? No, vabbè, sì,
questa stazione è stato un peccato, infatti in un'intervista che mi è stata richiesta da Lascari Web se ne parla. Se ne parla e ne parlo, purtroppo non si potrà recuperare. Secondo me in questo caso gli amministratori dovevano trasformare quella stazione in un punto, diciamo, di aggregazione e di attrazione, perché no, anche turistica. Sì, esattamente. Io sull'Ascari vorrei proprio fare un piccolo, diciamo così, un piccolo intervento, anche perché siamo stati l'unica associazione, l'associazione Free Sicilia è stata l'unica associazione che in Sicilia si è attivata a tal proposito per cercare di recuperare quello che si poteva recuperare, e siamo riusciti anche grazie all'attenzione di Rete Ferroviaria Italiana, in questo caso del compartimento di Palermo, a salvare quello che era il banco ACE, il banco di manovra della stazione, che adesso si trova proprio nella città di Palermo. Probabilmente sarà restaurato, sarà un attimino, come dire così, valorizzato e posizionato in qualche ufficio, in qualche edificio insomma, che ha a che fare con l'ente ferroviario qui in Sicilia. Quindi siamo riusciti a fare questo in extremis, mi dispiace che non si sia riuscito a fare altro, però quantomeno è una testimonianza di un qualcosa che tranquillamente poteva avere il suo spazio ed essere, come dire così, mi riferisco appunto al fabbricato viaggiatore di Lascari, ed essere fruito, che ne so, per qualsiasi attività culturale, per gli anziani, per i ragazzi o per qualsiasi altro contesto che abbia a che fare con la cultura o comunque il terzo settore. Purtroppo è andata in questa maniera, dobbiamo cercare tutti insieme, caro Antonino, di, come dire, di seguire con attenzione tutto quello che possono essere, diciamo così, quei contesti che possono tornare un'altra volta al territorio una volta che non servono più al contesto ferroviario, quindi tornare al territorio e tornare utili appunto per chi vive proprio nei territori in cui si sviluppano queste infrastrutture ferroviarie. Certo, perché mh, ripetiamoci, il viaggio in treno è ecologico e il viaggio in treno è emozionante. Per chi è siciliano, io racconto una cosa che avrà provato. Tutte le volte che mi capitava di tornare dal continente, quindi dalla Calabria, e sbarcare in Sicilia, sentivo l'odore diverso, un po' probabilmente gli agrumi, comunque la particolarità e la peculiarità della nostra regione, della Sicilia. Profumo di Eh, Zagara, Nino. Profumo di Zagara, e questo io lo descrivo nel mio racconto Moderno Emigrante, che è autobiografico, che io ho pubblicato appunto nel blog antoninoscheda.blog. Niente, poi mi piacerebbe parlare un pochettino dei treni a lunga Ci puoi fare percorrenza, un perché piccolo cenno di questa tua opera? Ci puoi leggere qualcosa? Hai qualcosa lì a portata di mano? sì, Moderno Emigrante è purtroppo un momento triste della mia esistenza, anche se io, e questo è un consiglio che voglio dare agli amici che ci ascoltano, ci vedono, il consiglio è quello sempre di avere un approccio, oggi si usa dire resiliente, un approccio propositivo alle problematiche diciamo che ci possono capitare. E devo dire che anche se quello era un momento brutto in cui io non vedevo comunque un'uscita, sai, era come un treno quando entra in un tunnel e quel tunnel sembra non finire mai, però avevo sempre quell'approccio di prendere il meglio, diciamo, dal peggio, cioè quella cosa che per me in quel momento era brutta, però in qualche modo cercavo di trarre comunque delle esperienze e di trarre delle positività. Quindi in Moderno Emigrante io descrivo il lungo viaggio in treno che ho fatto da Palermo a Monaco di Baviera, eh, perché coraggiosamente ebbi la forza, ringrazio il cielo, di partire, perché avevo bisogno comunque di ritrovare me stesso dopo che avevo perso il mio lavoro, il mio bellissimo lavoro, e ho preferito
partire, e da lì un'esperienza bellissima di quasi 3 anni in totale, suddivisi tra Monaco di Baviera e Bludenz, un paesino del Vorarlberg austriaco. Ecco, quando ero lì magari mi mancava un po' il mare, mi mancava l'atmosfera della Sicilia, però mi beavo un po' delle atmosfere nordiche. Ritornando quindi a Moderno Emigrante, visto che tu me lo chiedi, vi leggo un passo iniziale, magari fino a quando il treno arriva a Messina Centrale, che dici? Assolutamente, vai, tranquillamente. Allora, è autobiografico. Il tardo pomeriggio a Palermo, seppur invernale era tiepido, una delle tante giornate che al suo volgere regalava giochi di colori e di sfumature tali da rasserenare l'animo. Il sole ormai era dietro le montagne, alla stazione dei treni era un via vai di persone, chi era pronto a partire, chi invece era sopraggiunto per salutare amici e parenti in procinto di lasciare l'isola. Il convoglio pronto sul binario cominciava a riempirsi, gli scompartimenti del treno cominciavano a brulicare di vita. Luigi, cioè io, era solo. Come sempre puntuale, aveva sistemato le valigie e viveva in silenzio l'attesa prima della partenza. Aveva appena trascorso le feste natalizie in casa sua, insieme alla moglie e al figlio, ai suoi genitori e ai suoi fratelli. L'attesa era carica di nostalgiche sensazioni, di solitudine che gli facevano compagnia, delle quali era pervaso. Luigi non piangeva, non poteva permettersi di mostrare la sua debolezza e giocava con se stesso a fare il duro. I soliti ritardatari invece con il sorriso tirato cercavano il loro posto riservato, tra sbuffi di fatica e valigie tirate a forza. Il capostazione, con il suo tipico berretto e la paletta, fischiò, confermando il via libera al convoglio ormai pronto per la sua corsa verso il continente. I macchinisti diedero dunque corrente ai motori e il treno uscì sferragliante ma deciso nella sua persistente forza dalla stazione di Palermo, attraversando la ragnatela dei binari. Si sentiva nell'aria come un ruggito, il profondo dolore di Luigi si fondeva con il rumore emesso dal locomotore. Luigi si accese una sigaretta, era seduto sul suo sedile, lato finestrino, perché amava vedere lo scorrere del paesaggio, che cambiava velocemente, come fossero fotogrammi di un film. Sperava di rimanere solo nello scompartimento che aveva scelto. Sentiva come se i suoi pensieri, un misto di fallimento e frustrazione, potessero essere letti dagli altri viaggiatori, e lui non voleva. Palermo era alle spalle, ormai, e pensò che mancavano molti chilometri per arrivare alla sua meta, oltre 1000 chilometri di freddi binari inumiditi dalla notte. Attraversando la dorsale tirrenica della sua Sicilia, seppur a ritmi lenti, arrivò a Messina, probabile estrema di un trampolino che l'avrebbe proiettato su verso il continente. Alla sua destra sfilavano monti e vallate, ornati da agglomerati di luci, di strade e paesini. Alla sua sinistra sfilava il mare, ormai tetro e punteggiato di luci di lampare, e la costa che appariva come una lunga collana di perle giallognole. E poi romantici, ma non per lui, lungomari, affollati di coppiette. Sentendo che stava per lasciare l'isola, Luigi provò un groppo allo stomaco, ma sapeva che doveva farlo. Era sprofondato nei suoi tristi pensieri quando si sentì salutare dalla cortese voce di un passeggero appena salito sul treno. Prese un libro e cominciò a fare finta di leggere. I suoi pensieri dovevano rimanere tali e non parole che potessero tradire la sua malinconia. Messina fu annunciata dalla vista del continente. La Calabria infiocchettata di puntini luminosi era al di là dello stretto. Luigi, fingendo di essere un turista qualsiasi, andò a prendere un caffè nel bar della nave. Vortici di aria e profumi di zagara lo attendevano su nella balconata. Sentiva il distacco dalla sua terra come il bimbo appena nato, al quale viene deciso il cordone ombelicale per l'ennesima volta. Mi fermo qui perché poi prosegue fino all'arrivo a Monaco di Baviera. E nel proseguo della discussione, della storia, praticamente io parlo anche un minimo di tecnica ferroviaria, ecco, un minimo, dico, perché mi piace comunque, oltre che scrivere in prosa e in poesia, mettere anche qualcosa che sia di tecnico. Questo è bello. Tu hai parlato intanto nuovamente della zagara, che è una caratteristica dello stretto.
e quindi principalmente della costa viola, diciamo così, della costa calabrese. Mi piacciono i tuoi racconti, Antonio, mi piacciono parecchio perché, ripeto, ecco, questa separazione, una sorta di cordone ombelicale che viene, come dire così, reciso, è una sensazione che credo che oltre noi due l'abbiano provato un po' tutti quelli che a vario titolo, per divertimento o per necessità personali, si siano dovuti un attimino separare dalla propria terra, quindi dalla Sicilia. Non che lì, che la Calabria, l'Italia non faccia parte, diciamo, della stessa realtà, però ogni volta che quel traghetto, che quel ferryboat si stacca dal molo, è come se un pezzo di noi, come dire, si separa da qualcosa veramente che, non lo so, dalla propria mamma, Sì. da un qualcosa veramente di importante. Adesso ecco, vedi, io non sono bravissimo come te a trovare le parole giuste per trasmettere questo mio pensiero. E quindi, ecco, lascio a te descrivere esattamente questo passaggio. Ma volevo aggiungere una cosa, prima si parlava di Sicilia, tra l'altro ci sono anche degli ospiti che non sono proprio siciliani, addirittura quasi dalla parte opposta, cioè su verso lo Stivale. Secondo me il vero siciliano in fondo ama il continente, perché pur noi mantenendo noi siciliani un carattere diciamo di insularità e di amore per la nostra isola, almeno per quanto mi riguarda, io amo profondamente anche la Calabria, il resto dell'Italia, il nord, perché penso che dovremmo imparare a sentirci un po' tutti italiani. Poi chiaramente ci sono le identità, ci sono i campanilismi, ci sono anche gli interessi economici regionali, però dico, secondo me c'è questo approccio, ci dovrebbe essere questo approccio così unitario, ecco. Questo secondo me è un limite ancora della nostra Italia. Faccio un parallelo con la Germania, che sapete essere una confederazione di land, diciamo anche un po' regionale, c'è la Baviera, c'è il Niedersachsen, la Bassa Sassonia. Ecco, loro chiaramente hanno nella loro storia la forza della Prussia. La Prussia chiaramente era molto forte, quindi il senso dello lo Stato che funziona, lo Stato molto presente. Ecco, lì vedo che c'è un po' più unità e dovremmo averla, penso anche un po' noi questa unità. Riguardo a quello che tu mi chiedevi, diciamo che la discesa verso sud è sempre meravigliosa, perché a parte che anche la Calabria regala scorci meravigliosi sul mare, con la ferrovia che quasi lo sfiora, no? Però noi appunto perché abbiamo questo carattere insulare, quando sentiamo l'odore, appunto cominciamo a immaginare di poter salire su quel traghetto che ci porta sulla nostra sponda, ci emoziona molto. Assolutamente sì, già il viaggio verso il sud inizia dopo Salerno, per intenderci, quando si inizia un po' a Sì, vedere da qualche parte, si comincia a scorgere il mare, senti già che casa è molto 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 vicina. La Calabria, per quanto mi riguarda, ad esempio, io ho sempre detto che sia Messina che Villa San Giovanni, ma Reggio Calabria, sono una realtà assolutamente unica. Chi pensa che siano tre realtà diverse non ha capito assolutamente nulla, né diciamo così, dello stretto di Messina, ma anche della gente che vive al sud. Io personalmente, come dire, ho sempre ritenuto queste tre realtà molto, molto, sempre unite. Ma la stessa cosa anche la Sicilia con la Calabria, quindi è bello che ci sia un po' quella rivalità sportiva, quello sfottò in queste occasioni, anzi mi fa piacere veramente che ci siano queste condizioni, però per quanto riguarda il resto siamo assolutamente abbiamo una visione veramente, veramente unica. Io volevo farti anche qualche altra domanda, anche se abbiamo un po' sforato con il tempo, ti ricordo che avevamo deciso di contenere il tutto sui mezz'ora, 50 sì, sì. minuti, per adesso ci dedichiamo qualche altro minuto, anche così con l'occasione salutiamo qualche altro amico che ci sta seguendo. Io so che tu sei molto legato, come dicevamo all'inizio, della costa tirrenica siciliana. Ma qual è la località oltre l'Ascari che per te, come dire così, ha un qualcosa di importante? Cos'è quando attraversi in treno quella linea ferroviaria, mi riferisco alla ferrovia Messina-Palermo,
qual è la località che più di ogni altra ti trasmette qualcosa, che per te per esempio è anche uno stimolo, come dire così, a scrivere, a raccontare, che ne so, qualcosa che, perché ci sarà un punto dove tu ad ogni tuo transito in quel tratto gli occhi tuoi non possono non andare in quel posto lì. Sì, allora vi racconto un piccolo episodio riguardo sempre il treno. A me è capitato di conoscere, di andare a trovare specificatamente un luogo che ho visto dal treno, cioè in particolare ce n'è uno a Castel di Tusa. Io sono innamorato del messinese, se si è capito, pur vivendo a Mondello, che è stato definito da Wolfgang Goethe come, cioè lui, Wolfgang Goethe definì il promontorio di Monte Pellegrino, per capirci quello dove sorge il santuario di Santa Rosalia, che è la patrona di Palermo. Per chi non lo sapesse, Santa Rosalia ha defenestrato 4 sante, Sant'Oliva, Sant'Agata, Santa Ninfa, e la quarta non me la ricordo, dai, non perdo tempo. C'è questa particolarità. Wolfgang Goethe, non so da quale prospettiva vedeva il monte, ma Monte Pellegrino, se da Mondello, da Palermo, ma lo definì come il promontorio più bello d'Europa. Quindi io già vivo in una zona molto bella, ma sono innamorato del messinese. In uno dei miei viaggi verso Roma notturni mi sono innamorato dell'angolo che c'è, che si vede dal treno, dal ponte di Castel di Tusa. Infatti poi un giorno con la macchina sono andato a trovare questo luogo, è descritto nella storia Arancine a Cefalù e Pesce fresco a Castel di Tusa. Ecco, lì ho dedicato anche una poesia che è stata, tra l'altro, è affissa, non so da che parte, ho fatto anche delle presentazioni di libri. Ecco, quindi anche questo è un modo di conoscere, di scoprire i luoghi attraverso il treno in movimento, non soltanto quando arrivi nella meta. Ecco, in quel caso il treno nel movimento. Io non stavo andando a Castel di Tusa, ma poi ci sono andato apposta perché l'ho scoperto dal finestrino del treno. Ma c'è un luogo che amo particolarmente ed è Capo d'Orlando. Vabbè, Capo d'Orlando diciamo che dà una grande energia, non so se saranno le isole Eolie, sarà il mare meraviglioso, sarà la spiaggia, la costa, pur essendo una cittadina moderna che non ha grandi, diciamo, testimonianze della storia, però è una cittadina molto pulita, molto bella, e credo che questo mio amore per il messinese dipenda dalla mia voglia di viaggiare, perché chiaramente quando sei, escludendo la nave e l'aereo, quando sei dalle parti, diciamo, del messinese, vuol dire ti stai avvicinando al continente e quindi alla conoscenza e al viaggio e all'espansione. Tu hai citato due località fantastiche, Castel di Tusa e Capodorlando, insomma, praticamente chi è che non conosce queste due realtà? E ce ne sono tantissime, ma tu ne hai citate veramente due che sono realmente due perle che, diciamo, che attraversate dalla ferrovia Messina-Palermo. Senti Antonino, io ti vorrei fare veramente tante domande anche perché l'argomento è molto interessante e credo che sia molto evidente anche dai tantissimi commenti che stanno arrivando. E a tal proposito mi scuso con chi sente male, purtroppo non riesco a regolare l'audio, insomma, mentre sto seguendo la diretta e quindi spero la prossima volta di poter fare delle prove sicuramente migliori per venire incontro a tutti. Mi, mi piacerebbe, ecco, con te, ecco, magari in un'altra occasione, ecco, poter proseguire un po' quello che è stato il racconto di quel tuo viaggio che tu hai voluto fermare, insomma, appena sei arrivato nella costa calabrese. Sicuramente ci saranno tanti racconti dalla Calabria fino alla Germania su quel tuo ultimo lavoro, che magari si potrebbe approfondire qualche altra cosa, perché credo che sia un'esperienza che avranno fatto tantissime migliaia di siciliani e tu sempre con quella famosa capacità che hai di saper trasformare i pensieri in parole, ecco, magari ecco, ci saranno tante persone che si potrebbero riconoscere in quel tuo lavoro. Quindi Sì, diciamo, perché no, eventualmente ci possiamo anche ripetere, vediamo un po' il gradimento. Ve lo stavo cercando disperatamente,
tra i miei file, perché io purtroppo non provo nemmeno a ricordare le cose che scrivo, perché ne scrivo tante. Una poesia che ho scritto mentre mi trovavo a Capo Orlando, che ha per titolo Isole Figlie, perché l'ho scritta proprio osservando diciamo le eolie, quindi ho immaginato le eolie come appunto isole figlie della madre Sicilia, insomma. Decidi tu, insomma, se vogliamo nel frattempo la trovo, se vuoi dire qualcosa, altrimenti possiamo anche Ti salutarci. rubo la scena un attimo mentre tu ti dedichi un po' Sì, a cercare questa cosa. Io, insomma, vorrei ricordare anche per chi magari non ha avuto il piacere ancora di spostarsi in treno, anche perché non servono per forza treni storici per spostarsi e fare turismo. Questo me lo dice anche una persona che ci sta seguendo in questo momento. Tranquillamente per raggiungere Capo D'Orlando da Messina c'è un'ora di viaggio in treno. Si viaggia comodamente, con pochi euro si raggiunge veramente, si arriva nel cuore di Capo D'Orlando perché la stazione proprio è arriva proprio sul centro storico e poi c'è una bellissima isola pedonale che vi porterà direttamente fino a lungomare, è fantastico. Castel di Dusa, Castel di Dusa c'è poco da dire, è uno credo dei posti più belli attraversati dalla ferrovia Messina-Palermo. C'è una stazione proprio dedicata lì proprio alla località che si chiama appunto Dusa, che da sì. Palermo dista poco più di un'ora, mentre da Messina insomma c'è circa un'ora e mezza di viaggio. Va anche ricordato che queste due località sono servite dai treni regionali, mentre Capodorlando ha anche i treni nazionali, Intercity notte in questo caso, e Intercity giorno. E un'altra cosa che vorrei dire, per esempio, a tal proposito, per chi magari domani o nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, o comunque non appena ci sarà la possibilità di potersi spostare e di tornare a viaggiare e a scoprire la nostra bella regione e perché no anche altre località diciamo, dell'Italia, che la linea Messina-Palermo ha circa 10 collegamenti regionali veloci al giorno, sia in un senso che nell'altro, e la domenica qualcuno in meno, e si può tranquillamente viaggiare senza aspettare i treni storici, i treni turistici, ci sono tantissimi treni regionali, la Sicilia ha circa 440 collegamenti al giorno in tutta la regione, speriamo che questo numero possa tranquillamente come dire, essere incrementato quanto prima e con pochi euro tutti i giorni senza aspettare l'evento dell'anno ci si può godere veramente tutte le località, nei treni regionali ci si può portare anche la bicicletta, penso che più di questo non si possa chiedere. Poi ci sono anche le tue poesie, Nino, Antonino, i tuoi racconti, quindi come dire, penso che sia un'esperienza che assolutamente possa essere fatta. Potrei aggiungere anche qualche dettaglio culinario, per esempio Capodorlando ha tantissimi bar, ma ne ha due in particolare che fanno una granita e una pasticceria che è qualcosa veramente di incredibile. A Castel di Dusa c'è l'Atelier sul mare, qualcosa veramente a che fare, che ha veramente a che fare con l'arte moderna, un qualcosa di veramente incredibile. E queste sono diciamo, quello che mi sta venendo così un pochettino a caldo come pensiero di suggerimenti per poter visitare questa cosa. La tua Cefalù, la tua Palermo, penso che non basterebbero tre collegamenti, tre volte tre collegamenti per raccontare tutte le bellezze che ci sono in questi posti. La poesia è tutta intorno a noi, no, la bellezza è tutta intorno a noi, come dice anche la mia carissima amica Adriana Cannò. Tu hai citato, visto che parli di gastronomia, se fosse per me prenderei ogni mattina un treno per gustare una delle ottime granite del Messinese, comunque in particolar modo di Capodorlando, ecco. Possiamo fare un po' di pubblicità, la facciamo, dico, il mio bar preferito di Caporlando lo posso dire qual è? No, non ci sono problemi, ci Bar mancherebbe. Giulio, bar pasticceria Giulio, dalla stazione è Ah, veramente un paio di minuti, io credo che sia qualcosa di incredibile, cioè è un'eccellenza della zona. Non sono stato pagato per fare questa pubblicità, la faccio in modo come dire così, tutta insomma, senza nessun tipo di attenzione da parte di nessuno. Quindi lo suggerisco perché qualsiasi cosa andate a prendere dall'aperitivo, ma soprattutto la pasticceria, e quindi le granite, sono qualcosa di veramente straordinario. sì, sto vedendo che in linea c'è una mia collega e amica scrittrice Miriam De Luca.
se vuole scrivere qualcosa per darci spunto ancora, forse ancora 2 minuti li possiamo, diciamo, fare. La potremmo anche invitare in diretta, se lei ha una webcam, se ci sta ascoltando. No, non saprei, non so se magari a quest'ora si sarà messa comoda, non so. Comunque, sì, io purtroppo sto tentando di trovare questa poesia, non ci riesco e quindi ve la volevo leggere, magari poi vedremo, insomma, la posterò da qualche parte. È proprio scritta da Capo d'Orlando, anche se comunque c'è una bella poesia che è dedicata a Castel di Tusa, ecco quella, però non mi l'ho preparato, non so se la trovo. Vedi tu un po'. Diciamo che io volutamente ho un po' stravolto quella che era la nostra, diciamo così, programmazione. È una cosa che io faccio volutamente perché, Ecco. come ti ho detto più volte, non mi piace assolutamente eh, tenere una sorta, diciamo così, di registro, di scaletta su quello che poi viene fatto. Mi piace molto improvvisare, anche perché questo rende un po' tutto quello che stiamo dicendo e che stiamo facendo anche molto più reale, molto più Dico, naturale. poi è chiaro, faccio una battuta, caro Giovanni, passeremo all'incasso, all'ente promozione turistica di Messina, di Castel di Tusa e di Capodorlando. Ecco, io I se vi fa saluti ci stanno piacere, arrivando, Antonino, i saluti ci sono arrivati da Miriam. sono arrivati, sì, sì, Miriam. ehm, se volete vi leggo Scorci di mare a Castel di Tusa. Posso? Assolutamente, certo. Eh, sì, una breve premessa. Chi mi conosce sa che le mie poesie sono introspettive, però sono anche molto descrittive. Quindi quando io ebbi il coraggio, ancora non ho avuto punizioni per questo, di cominciare a pubblicare, una mia amica di Roma, Elettra Prodran, che saluto, mi definì un poeta romantico inglese laghista. Io dico, vabbè, noi conosciamo il romantismo italiano, ho fatto una ricerca e a quanto sembra i poeti romantici laghisti inglesi erano molto descrittivi e la prova è questa poesia che vi leggerò, che si intitola Scorci di mare a Castel di Tusa. Il mulinare del vento, talvolta mite, altre volte roboante, forgia la roccia nell'insenatura fuori dall'increspatura del mare. Come cristallo luccicante il sole si affaccia sullo specchio d'acqua, sull'erta, i meriti di una torre a rimirare uno stormo di uccelli. La risacca si ritrae e si contrae sui ciotoli planati sulle anse, le cui asperità vengono plasmate nell'incanto di un armonioso suono. I fragori degli elementi richiamano i pescatori verso il porto, come ventre di madre, come culla di braccia bruciate dal sole. Lo sferragliare del treno, ferro contro ferro, sulle arcate, richiamano gli sguardi di imberbi ed ancora lucidi di pianto, occhi pervasi del blu marino. Irte strade che si accavallano sinuose tra lampioni suadenti e romantici, pupille di gatto dinoccolato e pavido nella sua essenza tra le bougainville, punta di piramide, lassù tra gli ulivi e gibbose scanalature sulla roccia. La magia del luogo incontra il mare e la terra e gli elementi tutti. In questo rifiorir di colori, sensazioni, immagini, atmosfere, il viandante, il pescatore, le mamme, i bimbi cantano semplicemente vivendo l'inno a questa vita, in questo meraviglioso lembo di terra. Ecco. Quindi possiamo passare all'incasso da Castel di Tosti. Sai cosa mi piacerebbe fare con te e con qualche altro amico? Mi piacerebbe realizzare in un posto meraviglioso che è la vecchia stazione di Barcellona Castroreale,
che si trova nel cuore proprio della città del Longano, proprio esattamente in via Roma, dove da qualche anno tutto scalo ferroviario è stato restaurato e restituito alla città, grazie a un progetto veramente importante che hanno fatto Sì. gli ultimi sindaci. Ebbene, lì nella stazione di Barcellona Castroreale, in quello che è il vecchio fabbricato viaggiatori, ci sono diverse attività economiche adesso, insomma dei bar, quindi c'è una vita veramente, c'è vita adesso perché questo posto è stato negato al territorio per parecchi anni. C'è un giardino pubblico veramente bellissimo ed è fruito tutti i giorni da ragazzini, da persone anziane e altre cose. E ci sono degli spazi dove si possono creare dei contesti culturali, sia all'aperto che anche al chiuso. Ecco Antonio, mi piacerebbe un giorno, anche attraverso l'amministrazione di Barcellona Castroreale, con cui l'associazione in più occasioni, come dire, ha collaborato, tant'è che proprio nella stazione di Barcellona Castroreale abbiamo noi donato come associazione diversi reperti ferroviari. Ecco, realizzare anche con te, con la collaborazione anche di altre persone che hai conosciuto, un contesto che ha a che fare proprio esattamente come oggi, Ma la poesia e la ferrovia. assolutamente d'accordo. Io tra l'altro non vorrei tralasciare nessuno, ma saluto anche, vedo online, ripeto, non voglio dimenticare nessuno, la mia amica di Lucca, Ilaria, la professoressa in pensione, una persona che io stimo molto, che ci sta seguendo. Quindi ciao Ilaria e saluto tutti i presenti che finora ci hanno seguiti. Ci hanno Sono seguito. tantissimi, guarda, i commenti sono veramente tantissimi. Salutiamo, ecco, Ilaria adesso ci scrive bella idea. Io conosco la sua Lucca, conosco la Toscana, è veramente una città straordinaria. Credo che, adesso non Sì. ricordo come si chiama, credo che nel centro della città ci sia una piazza ovale o qualcosa del genere. Magari mi scuso, ecco, se Sì, non sì, ricordo sì, no, no, il nome non della sbagli, città. non sbagli. Esattamente, però Lucca è una bellissimo. città medievale circondata dalle mura e ha un centro storico meraviglioso e poi rimanendo in tema ferroviario sappiamo che la tradizione ferroviaria della Toscana è di alto livello. Se pensiamo al Valico degli Appennini, se pensiamo alla meravigliosa eh, tratta ferroviaria che collega Bologna con Firenze, con quella lunghissima galleria che metteva a dura prova i maestri macchinisti. Chiaramente voglio fare un saluto a loro, io ammiro molto i macchinisti perché oggi è tutta elettronica e non è detto che sia più facile, però prima veramente rischiavano, non dico la vita, però dico chiaramente certi tunnel con le pendenze che c'erano andavano affrontate con grande maestria, infatti non per niente i macchinisti vengono chiamati maestri. E io Assolutamente. quando parto vengo preso a volte anche per stupido, però lo faccio, vado a salutare i macchinisti. In tempi di sicurezza purtroppo vabbè, devo rimanere nel marciapiede, è vietato chiaramente entrare nella cabina, è giusto che sia così, però io vado e saluto perché loro eh, la ferrovia è tecnica, è precisione, è organizzazione e non bisogna sbagliare niente perché fermare un treno non è come fermare un'automobile. Assolutamente sì. Quindi grande ammirazione per tutto il personale delle ferrovie, i macchinisti, soprattutto quelli che anche, soprattutto il personale viaggiante che finalmente ha capito che, spero che l'abbiano capito tutto, che il viaggiatore non è un utente ma è un cliente e va trattato bene, va rispettato come noi dobbiamo rispettare il loro lavoro chiaramente. Assolutamente. Mi permetto di dare un suggerimento per chi prossimamente avrà modo di viaggiare col treno Siracusa-Palermo-Milano. Tra i punti più belli che attraversa questo convoglio, mi riferisco all'Intercity Notte, chi ha la possibilità ecco, di viaggiare in questo nel periodo estivo, nel periodo diciamo così primaverile, c'è una zona molto bella e il treno lo attraversa proprio esattamente all'alba in quel periodo dell'anno. E mi riferisco alla zona che c'è esattamente tra Castiglioncello e Livorno. È una zona veramente incredibile, il treno veramente è lì, in alcuni momenti si riesce a vedere anche qualcosa che è veramente sull'orizzonte, quindi mi riferisco proprio a qualche isola che sta proprio in mezzo al Tirreno. Non voglio dire null'altro, anche perché mi piace un po' lasciare sempre un po' le cose in sospeso, che la gente magari possa andare lì a curiosare attraverso
strumenti che possono essere come Google Maps. Ecco, però ecco, la fascia della zona di Livorno, della zona della Toscana che è tra Grosseto e Livorno, io ce l'ho molto cara per molte vicende personali. Ecco, ci sono tantissime cose che potremmo raccontare anche sulla Liguria, ma anche sulla Calabria stesso. Io credo che al momento, Antonino, io mi fermerei qui anche perché siamo Sì, veramente, sì. abbiamo fatto due diciamo, due puntate di questa cosa. Non è una Ma, puntata, è un incontro così come così telematico, sfruttando questi ma io lo strumenti. sapevo che non sarebbe durato mezz'ora, guarda, che non bastava mezz'ora. Credo che non si sia annoiato nessuno. Vogliamo passare ai saluti. Vabbè, tu sei il conduttore. Io intanto saluto tutti i presenti, ringrazio te e l'Associazione Ferrovie Siciliane per questa bellissima iniziativa. Sono d'accordo riguardo la tua idea di organizzare qualche cosa. Ho tanti amici poeti e li possiamo coinvolgere con l'augurio che questa pandemia ci possa finalmente dire è passata, ci possa permettere di dire è passata. E dice di Aria che una volta l'anno mettono in funzione il treno a vapore per andare in Garfagnana, è un'esperienza Bellissimo, bellissima, sì, la bellissimo. Garfagnana è meravigliosa. Conosco il Per Ponte cui da del parte mia Diavolo, io per vi... esempio, quella zona del Ponte del Diavolo, adesso non ricordo mm, come si chiama, Borgo, adesso credo che ci sia lì un bacino d'acqua o qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente la località e mi scuso di questo. Dicevi Antonino? Dicevo, se vogliamo passare ai saluti, insomma, tu sei il conduttore, l'ideatore di questa bellissima iniziativa. Sì, io prima dei saluti vorrei che tu ricordassi esattamente, facendo vedere il tuo sito internet, alcune tue immagini delle due attività. Mi piacerebbe che tu ricordassi come è possibile raggiungere i tuoi contenuti, sia web che anche se qualcuno ti volesse iscrivere, ti volesse contattare. Ma io mi piace ricordare ancora una volta il blog. Ecco, questo è Daniel Pennac, il famoso Daniel Pennac. Questa è una... Sì, sì, Daniel Pennac era sulla nave Aquarius, il Consiglio Comunale di Palermo quel giorno fece la riunione sulla nave, eravamo in piena crisi dei migranti e l'ho incontrato lì. Questo è un ritratto che mi ha fatto eh, Anna Grazia, una poetessa di pugliese. Secondo me il metodo migliore è andare nel mio blog, antoninoscheda.blog, e lì ci sono i contatti. Ci sono i contatti telefonici anche per chi vuole contattarmi tramite WhatsApp, e poi chiaramente c'è il profilo Facebook. Eh, quindi vi aspetto perché possiamo tutti migliorarci e possiamo tutti eh, fare delle cose belle attraverso la poesia, attraverso l'arte in generale. Io intanto Eh, saluto Vincenzo, saluto tutte le persone che in qualche modo hanno scritto dei commenti o comunque anche attraverso Telegram mi arrivano messaggi, mi scuso se non riesco a leggere tutto e che niente, io vi ringrazio ancora una volta Ilaria, ringrazio anche te Antonino e credo che questo nostro primo incontro sicuramente avrà, come dire così, una seconda evoluzione, magari ci prepariamo meglio, mi preparo meglio perché tu sei stato ovviamente bravissimo in questa cosa, io come sai improvviso sempre e niente, volevo semplicemente dire grazie a te, grazie a tutte le persone che fino a questo momento hanno avuto la pazienza di seguirci, mi scuso se c'è stato qualche problema tecnico, cercheremo di migliorare anche questo qui e niente, vi saluto nuovamente e per qualsiasi altra necessità potete contattarci attraverso il sito ferroviesiciliane.it oppure all'email info@ferroviesiciliane.it. Grazie ancora e saluti a tutti. ciao a tutti, è stato un piacere, grazie. Grazie ancora Antonino.